È il nuovo progetto del Parco Valle dei Templi con Coop Culture, appuntamento alle 6 del mattino. Ed oltre a Sebastiano Lo Monaco, cantore della classicità, le musiche di Dario Arcidiacono, interprete degli archi del quartetto Aretuseo, l'adattamento della grecista Monica Centanni. L'Iliade è il poema del destino, a cui non ci si può sottrarre, dice Sebastiano Lo Monaco, il poema dell'amore e dell'amicizia, del coraggio, della codardia, dell'astuzia, della passione, della ragione. E qui all'alba sentiamo lo sciabordio delle onde che si infrangono sul lido della luce rosata, mentre Ulisse, Aiace e Achille decidono i destini della battaglia. Le due albe fanno parte del programma di eventi dal tramonto alle stelle di Coop Culture che cura i servizi del parco. Un altro tassello al percorso intrapreso dal parco, spiega il direttore Giuseppe Parello, nell'ottica di una rilettura complessiva della visita abituale alla Valle dei Templi. Dopo le vie dei sepolcri e l'attenzione ai percorsi poco noti come possono essere i siti ipogei, il parco tenta di presentarsi in una nuova veste affascinante. Ma è anche una sperimentazione, non si è mai fatto uno spettacolo all'alba dinanzi al Tempio della Concordia. A settembre il Parco della Valle dei Templi vedrà avviarsi anche nuovi scavi della quarta insulae del quartiere ellenistico romano, dove sono state trovate le terme, e saranno scavi a cantiere aperto con la possibilità di visite guidate, mentre con i fondi provenienti dagli incassi si lavora sull'area al teatro ellenistico scoperto l'anno scorso. Sull'area Tempio Romano è previsto invece un progetto di anastilosi per ricostruire parzialmente il triportico originale.